BC TV, ite novas, siamo in che come te promesso, pro anche l'intervista a Giovanni Ruiu, in arte John Harrican, Harrican. Buonasera a tutti. Come cerchiamo di nos informare da esse, commenteste chi è arrivata a questo punto e ha visto a questo bello spettacolo di questo gruppo, insomma, Rocco e poi in realtà metal puro? Sì, vamos giocare che sfumatura di metal, di glam, abbiamo tantissima già influenza di sfumatura. Cioè comunque una bella musica, Gidete chi batta, insomma, senza capace, mette elaborata, insomma, e ha piccato ispirazione da quale gruppo internazionale, no, che in questo tipo di musica. Allora, tutti i grandi del rock, per forza. Però usiamo kimbe componenti in questo gruppo, non sono quindi un'influenza diversa, quindi noi siamo riuniti, abbiamo accattato un genere un pacchetto diverso, che sono kimbe influenza diversa, che è stata già a un gruppo. Quindi un'esperienza già che hanno imparato dai diversi campi e poi voi già esatto questo giunto voi bello, insomma, esatto, che torna a una proposta quindi pure originale. Cioè che non è un gruppo che ha che per esempio la canzone dei Queen e torna a ripetere la canzone dei Queen. Voi invece non si fa che è una proposta osta, è un progetto osto questo, quindi Gallo Prusude a Mosannare il depreziare. Ecco, contanos un po' questa esperienza tua, come ti hai cominciato e come ti bisogna... Non è che noi a così cannaso. Babbo chi mamma mi hanno comprato una batteria per la promozione dei canni in scuola e ho cominciato a giocare, mi è sempre spiagata e dai tanto non ho più smesso. Abbiamo cominciato, quindi abbiamo cominciato a 6 anni e diritto abbiamo formato un gruppetto, chiamiamolo così, un gruppetto in bici, tutto componente di bici. Siamo durati veramente poco. Abbiamo fatto 2 serate in tutto, le abbiamo fatte in biglia. Dopodiché, per motivo di lavoro e per motivo di studio, non siamo dovuti spiantare. E quindi niente, non siamo firmati. Da lì, che è successo? Ho sempre scritto a suonare a Sasola, finché un zero ha conosciuto un pizzino di Ossieri. Un pizzino di Ossieri, che è il cantante del suo. Questo è Enea? No. Ah no. È proprio Tracy Grave. Il Tracy. pizzino che dà il suo nome al suo gruppo. Al suo gruppo. Ha cominciato questo pizzino come progetto solista nel 2017. Nel 2017 è uscito sul disco solista di questo pizzino. Dopodiché si è esposto a cercare un pacco di componenti in giro, a cercare un batterista, 2 chitarre, un bassista. Dopo tanto tempo siamo arrivati a 2 anni fa che non siamo riuniti noi schimbe, attaccato altri componenti e non siamo riuniti noi schimbe. Da questo momento in poi abbiamo cominciato in questo gruppo Tracy Grave. Ecco, hai cominciato diretto in ambito sardo e che non è che hai avuto occasione di essere fuori? Abbiamo cominciato naturalmente anche nella carchigerata in Sardegna, in Ozieri, Sassari, abbiamo suonato in Bosa, in Cagliari, abbiamo suonato un pacchetto in tutto in Sardegna. Poi è riuscita, come dire, l'occasione di avere la selezione, questo l'anno passato, la selezione per andare a suonare a Sanremo Rock. Sanremo Rock è una branca, un piccolo ramo di su Sanremo che si ha che sul teatro Ariston, appunto. Siamo andati naturalmente, abbiamo provato e nos hanno selezionato tra un momento di preciso canto, insomma un 300 gruppi da tutta l'Italia. Ok, quindi anzi a dire la verità, all'inizio quando abbiamo fatto la selezione non nos hanno rifiutato.
hanno detto fuori, avete chiuso qui. Invece non sono ripescato, solo da Sanremo proprio non sono ripescato. E quindi a giugno di anno passato, a primo di giugno, siamo andati a Sanremo, in cui ci abbiamo detto un mondo, invece canta concorrenza a Battagiro, canta un musicista appunto bravissimo, lo canta gente che magari non fa che altro da su Manzana Susero, che suona e basta, quindi logicamente raggiungi il livello altissimo. È stata un'esperienza bellissima, abbiamo suonato, cioè, è stato in cui una chitta, abbiamo fatto un'esibizione di 2 o 3 pezzi e dopodiché su Zero si è andato toccando a un altro locale sempre affiliato a Sariston e in cui in un'occasione per stare con l'altro musicista, per ti confrontare, insomma, provare a dare delle cose da musicisti. Questa esperienza da chi ha fatto un turno. Progetto, sì. E poi dai quel come te che è successo che in sia arrivato a California, insomma, a un locale metti importante, questo locale Whisky a Go-Go. Whisky a Go-Go. Questo è il nome del suo locale, abbiamo colato un sacco di gruppi importantissimi, abbiamo colato i Motley Crue, i Buffalo Springfield, i Guns N' Roses e tantissimi altri. Praticamente noi come siamo arrivati a California. Noi sì, quindi il gruppo ha fatto un disco poco prima di entrare poi io sono arrivato su dischi già praticamente. Una di mi cramata su cantante Tracy appunto in mia che te. Ma ce l'hai ancora la batteria? Mettila in macchina e ascoltati preparati queste 2 canzoni, andiamo a fare una prova. Invece abbiamo girato sul video ufficiale, che si accattano in YouTube, abbiamo registrato sul video ufficiale e da in cui l'etichetta discografica ha nato bravo, buon che piccamo a suonare a questo Whisky a Go-Go. Il gruppo è scusto, nati, insomma, che inteco su componente, insomma, sa batteria. Esatto. Quindi non abbiamo piccato, a sinistro non abbiamo andato addirittura se noi schiriamo a biannare, ma non sono andato. Vuoi bene a suonare a California? A voglia. A voglia che non sanno bene. Vedi a mancare. In California pure una cosa indescrivibile la California, l'America è bellissima. In quel pure abbiamo fatto. Siamo stati appunto selezionati da casa discografica che batta tanto il gruppo in mano. Ha selezionato 3-4 gruppi dal resto dell'Italia e non campicata i Q appunto. Abbiamo fatto una mezz'oretta a testa di esibizione, cadiamo a berrere al gruppo Hurricane, mancava che era apposta questo gruppo, vamo a girare una Hurricane, girano. Quindi abbiamo fatto esagerati in cue, ci hanno fatto sentire veramente speciale, sentiti sul palco, sul telefono anche sul video, capito? Roba mai vista in occa. Quindi appunto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto una piscina che ci ha fatto sul video, conosciuta lì sul momento, la telecamera in mano e sul video che si vede in internet, appunto YouTube, sono andato da questa piscina. Sempre in America poi abbiamo registrato un mini DVD e 3 canzoni che hanno essere presenti sul prossimo album che deve essere appunto a Bessire, poi naturalmente abbiamo saputo qualche problema e appunto non lo siamo più visto, quindi non abbiamo potuto seguire a lavorare per questo. Lui che in lavorazione, in lavorazione, sì. Quindi appena non danno questo materiale cominciamo a fare qualche cosa, insomma, a fare si registrare sul disco. Allora, sul gruppo ha questo che è batto spessone sono, no? Kimbe, sono quindi 2 chitarre. Quindi sono 2 chitarre, una bassista, un cantante e io alla batteria. Questa batteria non battono un pianista, cioè non va pianola. No. Cioè, è un tipo di musica meta movimentata questa, quindi... Ma una canzone movimentata, se inizia la canzone, un pacchetto più tranquilla, più rilassata. Qualcuna più tranquilla l'ha intesa pure, che mi l'ha già ascoltata, sono un pacco. Ho fatto una cultura del e poi mi rende sconto di essere trattata, comunque Zezze già a suo terzo album, Zezze. Sì, siamo sul terzo, sul primo l'ha fatto che su cantante a Sasola, che è un progetto solista. Io addirittura non mi sono manco in su secondo.
io sono arrivato appena il vestito su Ricun e quindi come chi già formazione è al completo, chi siamo d'accordo, chi siamo viaggiando bene, insomma, già deve vestire appunto come sul terzo disco. Vediamo di essere giù pure, speriamo. Amo fa che pubblicità, appena schiesiti, Certo. visti TV si impegna a lo presentare, di che pubblicità e magari torniamo a fare qualche intervista di presentazione. In questo giro, insomma, che ho fatto in California, ho avuto pure occasione di conoscere personaggi importanti di questo ambiente, insomma. Sempre tramite questa etichetta discografica abbiamo partecipato a questo NAMM Show in realtà. Questa è una rassegna, chiamiamo una manifestazione, che batta almeno 9.000 10.000 di camerone. Dove questo camerone è dedicato a una cosa in particolare, a un strumento in particolare, a un cantante in particolare. E naturalmente vai a giro i big del rock, a giro in questo NAMM Show. Noi non abbiamo invenito mancuno, però naturalmente teniamo attenti in area amici, il suo capannone 1200, qualche cosa besutale, noi magari che ci sottomizza e passa, ma da ora arrivare su 1200, si che è fannato. E vabbè, comunque è stato questo ambiente, insomma, Sì, respirato un po' più sagra di questo ambiente, insomma, questo è il molto importante, che già questo ambiente matessi ti dà una cultura musicale non indifferente. Sul nome che ha spiegato tu è ammentata una canzone di Bob Dylan, cioè proprio Uragano, cioè, quindi è sta Bob Dylan che ti ha ispirato oppure è una cosa casuale? No, mi nanna appunto, trovati un nome d'arte, un soprannome per il suo gruppo, e a me non mi è in mente nulla. Se ne mi l'hanno posto io, mi l'ha posto su cantante, un chitarrista, John Hurricane, ha fatto, e te, mi si chiama Nego, e che non sono una sacca di vento. Quindi Uragano. Io direi che pure un po' sospiro che stanno sempre muovendo, l'abbiamo visto, e quindi... Ma sono stati lo cantante, sono stati lo componente del suo gruppo pure hanno numenes che hanno una motivazione o sono... Certo, tutto buona motivazione, ma io sono l'unico motivo che posso svelare su me. Ma è di Bob Dylan e te ne pesas, insomma. No, vabbè, certo, conosco la canzone Hurricane di Bob Dylan, comunque sia, il motivo del suo nome mio, appunto, me l'ha dato su cantante, me l'ha dato, questo a parte. E che in questo impegno tuo, asa tenne tu conti, insomma, delle esperienze che sono state in bici di altri gruppi, tipo Nottambuli prima edizione, che hanno di Pippinello e Callerone, che un rocchettaro metta esplicito, insomma. Vabbè, allora a me mi sono sempre spiato, addirittura dopo ho suonato pari, carichi via così in sala prove, ho fatto carichi jam, carichi prova appunto tra di noi, mi sono sempre spiato, mi piace sul genere chiacchiere e niente. Purtroppo del questo gruppo originale dei Nottambuli non manca una registrazione, io in tutte le schirche che mi penso fare, che era fatto pure questa chirca sopra del suo gruppo dei Nottambuli, prima stesura, non si stava nulla. Ma non si stava nulla di video? No, di registrato, voce, non si stava nulla di registrato audio. Cioè, si stava a qualche cosa in Radio Sardegna. Su Tesinarata. Un altro che ha fatto che Leddo, non l'ho fatto con i Nottambuli. Ma già Iti che Leddo non fa chi a parte della prima ondata, lo scantante della prima appunto Pascaleddu, Porcu e poi Giulio Barrile, insomma, e Carchivia canta pure il Docca, poi sono aiata a Pippineddu a batteria e poi Pinuccio Ragaglia pure che a chi ha suonato a chitarra mi pare, te ho Carchivia a batteria ha suonato e Pippineddu io come lo so Kirkan poi l'intervistare ma non lo riesco a buscare. Penso che in sia Pinuccio non Pippineddu. Pinuccio, penso che sia in Croazia, ma prima o poi lo rintraccio e gli ha un'intervista e sicuro che questa esperienza del Nottambulo resta un'esperienza da recuperare e di insomma valorizzare lo canto è possibile. Come voi siete programmati dopo questa che terminate
questo, Michele, questo travaglio appunto sul terzo volume? Allora, il terzo volume appunto deve uscire a fine anno, che schiamo a metà anno, quindi una via girata da America, schiamo andiamo andare in Russia, abbiamo un tour in Russia di una chitta. Questo proprio non l'abbiamo spirito, questo è semplicemente rinviato, questo, non è annullato. Quindi diciamo, è una cosa che bisogna a recuperare appena si sblocca tutta questa situazione, oppure insomma è difficile da narrare come in anticipo, tocca dire come si sviluppa questa emergenza, questa situazione che stiamo vivendo e poi insomma si deciderà il prossimo passo da fare. Ecco, in che in bici va a diverse occasioni, se potresti presentare questa cosa che hai inventato, una bella cosa veramente, questo gruppo che commentano tu non è una proposta imitativa, ma è una proposta originale, cioè è un progetto vostro, cioè è scritto e pure lo stesso Sì, tutto, dalla melodia a sul testo della canzone. A sul testo della canzone, quindi e tutto. questa è una proposta a sé stante, cioè non una decoppiatura come in un anno. Cioè, ha questa intenzione che archivia vorrà che agradezca da essa ida tua, insomma. Assolutamente sì, dai un'idea che abbiamo già in mente, che sai, una serata in donzida di donzi componente la murgiata, mancata solo alla che rimbizico. Come manca solo bizzi? Manca solo alla che rimbizico. A questo noziere hai partecipato a questo torneo, insomma, noi schittesinarati, insomma, Veozieri, la Bandozzieri, eccetera, eccetera. Baiata scoccando il gruppo che hanno partecipato, tutto il gruppo, insomma, più o meno Sardo, parecchini. Siti, sono i Teozieri. No, che io mi sono legato ai nozieri, no. Che in tu cantante, il gruppo in gara, no, che narrata. Cioè di questa nota stampa poi non lo so, a essere chi magari va a attaccare chi sbaglio o l'ha poco copiata male io. Bene, tu hai l'impressione asa del suo gruppo e a te ti valorizza, ti intende realizzato, sullo tuo, questo gruppo, ti basta per bene, insomma, è proprio in non ti queria spiazzare, insomma. Esatto, proprio voi mi queria piazzare io, come dire, a parte che abbiamo un rapporto quasi familiare che sulle stesse componenti, se non scriviamo veramente bene. Poi io addirittura non l'ho ponato, io su cantante l'ho fatto pensare di testimonianza si sposo, l'ho ponato, ma ha nascito un'amicizia proprio quindi umana. Quindi va pure comparia, a casa ma era nostra, insomma. Va nascita appunto un'amicizia umana e vengo appunto l'ho ponato pensare di testimonianza. Comunque sia, come in questo periodo noi ci intendiamo spesso pro telefono, videochiamata, WhatsApp. Comunque sia, un tanto riuscite a qualcuno, riuscite a qualche idea, intendete, questa si può spiegare, però manca tasuato della potere elaborare, perfezionare. Certo, non potremmo vedere sul computer, sul telefono, ma non è la stessa cosa, cioè non si respira sagra collettiva, insomma. A parte quello, certo. Quindi, no, che qualcuno mi dice, sono un assumeracolo, insomma, ecco, cioè sperando che sia te. Magari dobbiamo suonare, come non aumentano a Sumeracolo a Sant'Uiugli in questa nuova formazione. O siamo arrivati tipo in ritardo di una di, mi sa, che siamo arrivati, ci ha dato la conferma, ok, suoniamo, ma mi ha risposto, guarda, se mi dà la conferma tipo un poco prima, e si mette già avanzato. Si già avanzato, poi aumentano una cosa, a Sumeracolo a Sant'Uiugli, non me la mente. E come in questo accorralamento che stiamo vivendo, insomma, non si scrive come è andata a finire, ma tutto quanto speriamo che a suo miracolo sia tornato tutto normale o quasi normale, insomma, e che potremo avere occasione pure di ascoltare sul gruppo tuo, e quindi ti faremo di preziare la risorsa da qua a questo punto. È chiaro che lo devono avere, insomma, è una risorsa di questa ida, cioè è tutta la risorsa che bisogna in questa ida tocca della valorizzare, viene a spodare un aspetto
de Saida che è in produzione, cioè una ida che produce cultura e come viene una ida che produce cultura musicale, cioè che in questo è toccato in Itesenarata in California e non a musannare di sambito in un siamo abituati, cioè il sambito del suo folklore, del sostenore, eccetera, eccetera. In cui usiamo il giamanno, cioè andiamo che probabilmente abbiamo sul gruppo Polmanno che besta in Sardegna e chi è il giranne e chi ha girato sul mondo. Però toccamo scusate l'ambito pure su rock e bisogna cominciare a bippone spodiche e dimmo noi da tutto il sostegno nostro e tutto questo che sono intervenite. Ciao Giovanni, complimenti, buona fortuna. Sono intervenite tutto canto, danne auguri. A che ne ti coraggio per andare da innanzi. Forza Vizi, forza Giovanni, io andiamo da innanzi. Bene, terminiamo de goi, salutiamo. Giovanni pure saluta, che ti sono ascoltando. Saluto a tutti i devizi e non, che sono ascoltando. Binna pure ascoltando in India, beste cucina è in India. E salutare la famiglia mia, naturalmente, giuristo del suo componente del suo gruppo. Sono collega di suo lavoro, non a tutto però. E qualcuno lasciamo a banna. Qualcuno lo lasciamo a banna. E vi invito a seguire la pagina del suo gruppo per avere sempre novità e intendere spesso nuovi schiacchi. Bene. BCTV terminiamo questa intervista. Crasa Salvatore, vamos intervista che Mauro De Logo, suizzo de Tonedo de Cosorode, che è un etologo, ma si intende pure è infettivologo, pure e quindi l'amo a dimannare qualche cosa viene sopra sul coronavirus. Che già ha fatto, ha trasmesso un video su questo argomento, quindi dobbiamo usare l'occasione di dimannare. Volevo una leggera e oggi che Crasa non trasmetto a messa, che non sono disponibile in quanto sono in una conferenza web e quindi proprio a quest'ora e non me ne posso occupare, ma si andrà a occupare Carcatero. Addio, e mezzo a bidere. E mezzo a Crasa, a Itenova de Crasa e poi a intervista di Mauro De Logo. Addio, buona dia a tutti. Ciao.